Questo sasso mi ha particolarmente preso da questa fascia qui, e qui ho intravisto un profilo di un indiano, una Apache, hai capito? Io vario dalla pasta all'indiano, dall'egizio. Se vieni a trovarmi a casa ne trovi un'infinità, come i Moai, no? Questa sera siamo a Bigolino, frazione di Valdobbiadene. Siamo nei pressi del Parco del Piave e andremo a conoscere insieme il custode del Parco del Piave, Gioacchino Vettorello. Si è detto tanto di lui in questo periodo, sembra quasi un personaggio misterioso della nostra comunità, della comunità di Valdobbiadene. Queste le ho fatte io, indipendentemente dalla storia parco, diremo, no? Perché questa è una proprietà che abbiamo già da 60 anni, io e il fratello, no? Lo gestiamo come tutte le proprietà, abbiamo piantato circa 4.000 piante, del 66 si parla, tutti abeti, roba così, sicché qua c'è la vita mia e di mio padre, per capirci. 15 anni fa, una volta andato in pensione, mi è nata la passione per la scultura. Per esempio, queste sculture qua quanti anni hanno? Questa avrà 12 anni, perché 15 anni fa ho iniziato con le sculture che poi vedremo. Definiamo le sculture, sono dei pezzi di legno lavorati del Piave, dove allora si era partito l'iniziativa del presepe. Si organizzava un vero e proprio presepe in notturna. Dopo è stato sospeso perché l'acqua ha portato via, la Piave ha portato via la strada, no? Nel frattempo sono cambiate le leggi, responsabilità, sicurezze, non potevamo permetterci di assicurare 2000 persone. Qui ho voluto così sbizzarrirmi e creare la storia del paese, della vita sino al Novecento. Allora qui ho rappresentato il campanile di Bigolino. Questa rappresenta una bomba, guerra 15-18, l'avevo fatto anticipatamente. Questo qui rappresenta un zatter con la propria zattera. Non si nota tanto bene, perché sino ai primi Novecento c'era la fluidificazione delle zattere, no? Da una parte all'altra della sponda del Piave. Da una parte all'altra, ma più che altro venivano dal Cadore, seguivano, andavano a Venezia, portavano giù materiali. Venezia è stata costruita con tutto il legname che è stato trasportato via la Piave, hai capito? E questa persona chi è invece? Questi invece rappresentano le lavandaie. Tu sei giovane, non ti ricordi, questo sarebbe il Bigol, no? Che portava le ceste, vedi le ceste, questa. Dove loro con le ceste e col Bigol andavano alla Piave. Qui vedi una ragazza rappresentata così, con la tola, con un tavolo da lavare, no? Che adesso sono in plastica, addirittura non esistono più, ci sono le lavatrici. Però una volta andavano al fiume. Ho rappresentato, e qui un mulino, perché con delle carte mappali napoleoniche del 1780 abbiamo trovato che esisteva un vecchio mulino giù. Adesso forse è un po' ingombrante andare giù. E allora ho fissato nella storia anche il vecchio mulino di allora, anche se non l'ho mai visto. Alle spalle vediamo la montagna, il Cesen, che riprende la nostra montagna, visto? E una parte di San Floriano che domina Valdobbiadene. Vedi esempio qua, ci sono dei nomi, amici o amiche, no? Che fanno piacere restare immortalati, io non sono eterno, quando sarò morto io, però almeno rimane il nome. E qui sono rappresentati tanti non posso rappresentarli tutti, vedi? Questa è la stella rappresentata, la Elettra, la Valentina, amiche che conosci lungo il percorso qua. Gioacchino, tu ci hai parlato del rifugio che è quello sopra, e questo cos'è? Quello sopra è un rifugio per lavoro, diremmo, no? Questa invece è una costruzione, una casetta, nata abusivamente. Si aveva 18-20 anni, allora, quando abbiamo cooperato la terra, quando i miei genitori ci hanno cooperato la terra. Come tutti i ragazzi, a quell'epoca cosa si fa? Feste, festini, si pensava all'ultimo dell'anno. Perché non costruire una casetta con un materiale di recupero? A quegli anni era possibile, dopo sono subentrati i problemi, è nata la casetta. Qui vedi mio povero padre, con un po' di cemento, con qualche foglio così, ci ha ricamato sopra, ha messo la data, 1968. Questo ti fa capire quanto vecchio sono, anche. Però allora avevo 18 anni, 20 anni. E quante ne hai combinate qua? Non si può raccontare? Non si può raccontare, sì.
Chi è questo personaggio? Questo personaggio rappresenta un pescatore, dopo ti mostrerò altre sculture. Questo faceva parte sempre del primo presepe, quando siamo partiti circa 20 anni fa. Andrea, vedi qua, questi personaggi qua che mi sono inventati io, non sono a caso. Questi qua rappresentavano i vari personaggi del presepe, quando 15 anni fa si faceva il presepe in notturna. Allora questo, tutti hanno un nome, sono personaggi vissuti realmente, li ho voluti ricordare e mettere dentro sul presepe, no? Questo mi raccontava la mia infanzia, che trovavo questo vecchio che portava sulla legna dal Piave. Questa invece, altro personaggio che ha vissuto qua, una persona eccentrica, vedi già le vestigia un po', no? Qui in natura c'era la testa di volpe con la pelliccia vestita, tutta eccentrica con le piume di pavone, era per questa della famiglia Zadra di Bigolino. Altro personaggio, vedi? Questo qua è logico, la natura, il tempo l'ho aperto per un legno povero di pioppo, e qui c'è un'insenatura, ci stava il suo toscanello, vedi? Perché io nella mia infanzia me lo ricordavo, con i cavalli ci portava giù alla Piave, noi aiutavamo lui a caricare la ghiaia in cambio del passaggio a cavallo, no? Sai, quelli che venivano giù a sabbia. Questo è il suo gilet naturale, che 100 anni fa, e come me lo ricordo, qui aveva anche la sua pala. Questo era Condo di San Giovanni, altro personaggio caratteristico. Gli ultimi scavatori del Piave, manuali però, con la badila, hai capito? Tu ti domanderai, cosa c'entra il sentiero di Pasqua con la natività del Natale? Ogni lavoro che si faceva c'era una ricorrenza. Quando abbiamo allargato il sentiero per renderlo agibile, no? Perché venivano 2000 persone di notte, cioè c'erano tutte le luci, illuminazioni, parapetti, come sono rimasti là, dovevi dare sicurezza, no? Il sentiero lo avevamo fatto il giorno di Pasqua, Pasquetta, da lì ho preso il nome, allora ho inciso, no? Ho messo la tabella, venivo qua col gruppo elettrogeno, qui si pompava sull'acqua e se tu segui il tubo, lì, vedi, si creava la cascata, sicché era uno scenario da favola, non Gardaland. Questo è mio padre. La prima volta avevo fatto il bambino sulla culla, l'anno dopo l'ho rifatta la Madonna col bambino in braccio, tutto uno. Dopo un mio amico ha detto meglio pitturale perché ci dà più profondità. San Giuseppe, questa è la famosa Monica, verso i primi Novecento si parla, prima della guerra o meno. È diventata famosa qui? È diventata famosa perché, causa la disgrazia di questa bambina, non si sa come, ha perso la vita nel loco qua, no? Hai capito? Hanno sempre collocato il discorso, lassù dove è morta la Monica, hai capito? Questa bambina si chiamava Monica, è rimasta sulla leggenda questo discorso qua. Quindi o è morta annegata O addirittura sotto una roccia, c'è un incidente. In quest'area del Parco del Piave si possono vedere gli effetti devastanti della tempesta Vaia nel nostro territorio. Qui davanti a me potete vedere un ponte, o meglio quello che resta di un vecchio ponte, che si trovava poco più avanti verso quelle crode. La forza dell'acqua è riuscita a trascinare il ponte e a portarlo qui, sotto gli alberi. Anche gli alberi sono stati interessati dalla forza dell'acqua, vedete che questo è completamente piegato e l'acqua, prima di Vaia, l'acqua del fiume Piave, arrivava fino a questo punto di questa grande roccia che i nostri nonni, i nostri antenati chiamavano la croda del cammello. Vedete proprio la conformazione della roccia. Qui davanti a noi potremmo dire è l'acqua del Piave. In realtà Gioacchino, che in questo momento si trova lassù perché ha detto mi faccio la mia pausa e mi fumo la mia sigaretta in tranquillità, questa è acqua sorgiva, vedete? Acqua di sorgente. Adesso vedete è molto molto bassa l'acqua. Gioacchino, io laggiù in fondo vedo dei ragazzi che sono vicino al Piave, insomma, stanno facendo un po' quello che si fa in una spiaggia, ma è sempre stata lì la spiaggia? No, bella e curiosa domanda. Ti dirò che sino 3 anni fa, cioè prima del Vaia, l'acqua della Piave che tu vedi là all'orizzonte era tutta sotto qua. Sicché immagina il via vai di gente che faceva i bagni qua, 100, 200, 300 persone. Solo gli ultimi 2 o 3 anni, dopo il Vaia e con le susseguenti 5 piene dell'anno scorso, lo scorso anno, si sono avvenute addirittura 5 piene, ha stravolto totalmente l'ambiente. Qui addirittura, e qui viene il discorso in causa, chiamiamo in causa il discorso del parco, qui ha asportato circa 500 metri quadri di terreno.
area parco, sicché manca, adesso è rimasto naturale. Quindi la Piave se l'è mangiato. La Piave se l'è mangiato come che è di suo diritto. Siamo noi che siamo appropriati del verde prima che ci ha donato, perché sino a 30 anni fa la Piave correva sul lato opposto. Poi c'è un detto di nostri, o altrimenti ti dico questo, la Piave viene da Perarol e fa quel che la vuoi. Dicevano i nostri, è attuale. 30 anni sta di là, 30 anni sta di qua. Allora questo è il posto più significativo del luogo, cioè proprio la Monica, dove ci stanno le rocce, hai capito? Qua negli anni 60, nei 40, qui c'è stata la guerra, dopo la guerra, posto di ritrovo per la gioventù, per le signore, per le balneazioni, è sempre stata qua, la Monica, hai capito? Perché è ricca di queste cose qua, le rocce, che non è normale su tutto il fiume, hai capito? Ogni roccia ha il suo nome, la croda della Monica, la croda cammello, la croda tonda, la croda piana, le crodete. L'ultima, la furia dell'acqua, vedi che ci sono rimaste ancora le cose là. Però solo 3 anni fa dalle rocce lassù tutti i ragazzi si tuffavano. Perché era profondo. C'era un fondo di 4-5 metri, cosa che adesso non esiste più. Cioè, da un certo punto di vista ne ha perso il luogo. E allora raccomando a tutti almeno di salvaguardare quel po' che è rimasto, o no? Perché di questi anni qua, gli anni 60 si sa che le immondizie le buttavano giù. Di proposito, non c'erano gli egocentri, hanno fatto delle discariche, ma adesso che ci sono gli egocentri, almeno rispettiamo quello che è rimasto. Ma il Piave, che adesso non si trova qui ma si trova dall'altra parte, che cosa rappresenta per Gioacchino Vettorello? Sul Piave c'è la mia storia da bambino, o perché venivo a prendere la ghiaia, o perché i bagni, o perché vieni a pescare col papà, col nonno, hai capito? Per i lavori che ho fatto, per cosa ho fatto per avere il Piave qua. È una storia un po' lunga. Il metanodotto nel 90 ci aveva prelevato tutta l'acqua. Ho combattuto io perché me la riportassero qua, hai capito, il Piave?